Siamo con Gianluca Busato, presidente di plebiscito.eu, la piattaforma che ha organizzato il referendum digitale dell'anno scorso, il referendum sull'indipendenza del Veneto. Ora però ci sono le elezioni regionali, ci sono vari candidati che a diverso titolo parlano di autonomia e di indipendenza. Voi non siete direttamente in prima persona, insomma direttamente come plebiscito candidati, e allora che indicazioni di voto darete? Noi daremo delle indicazioni di voto sulla base della disponibilità dei candidati governatori agli esiti scaturiti dal referendum di indipendenza del Veneto del 16-21 marzo 2014. In questo senso abbiamo proposto a tutti i candidati governatori del Veneto due quesiti. Il primo che riguarda il riconoscimento della legittimità del referendum di indipendenza del Veneto del 2014, il secondo che riguarda invece il riconoscimento o quantomeno il non ostacolare l'attività della delegazione di 10 che nello stesso referendum è stata eletta per dare attuazione allo stesso e per ottenere un riconoscimento internazionale dell'indipendenza del Veneto e della Repubblica Veneta. Quali sono state le risposte da parte dei candidati? Hanno risposto tutti o forse soltanto qualcuno? Beh, innanzitutto diamo merito a chi ha risposto perché ha dimostrato rispetto degli elettori del referendum di indipendenza del Veneto. Hanno risposto nell'ordine Jacopo Berti, Flavio Tosi ed Alessio Morosin. Non hanno invece risposto e quindi secondo noi non meritano di essere considerati per dare loro un voto nelle prossime elezioni regionali del 31 maggio, i candidati Luca Zaia, Alessandra Moretti e Laura Di Lucia Coletti. I primi tre candidati hanno dato tra loro risposte diversificate. Di che tipo? Allora, Jacopo Berti in sostanza ha riconosciuto la legittimità del referendum di indipendenza del Veneto e ha anche detto che lui al posto di Zaia non avrebbe fatto approvare una legge regionale per indire un nuovo referendum di indipendenza e farla portare alla ormai più che prevista bocciatura da parte della Corte Costituzionale, ma avrebbe riconosciuto il voto scaturito dal referendum di indipendenza del Veneto del 2014 per fare poi le considerazioni politiche e le azioni politiche del caso. Flavio Tosi, pur dichiarandosi non a favore dell'indipendenza ma a favore di un'altra soluzione costituzionale per la costituzione di una macro regione, ha comunque riconosciuto la validità della consultazione popolare e anche tra l'altro non solo si è dichiarato favorevole a non ostacolare l'azione della delegazione di 10 ma anche si è detto pronto a promuoverla con i mezzi e nelle sedi più opportune. Per quanto riguarda l'ultimo candidato invece, che è, se vogliamo, l'unico che è indipendentista senza se e senza ma, Alessio Morosin, ha ovviamente riconosciuto la legittimità del referendum di indipendenza del Veneto, anche perché ha dichiarato di aver votato allo stesso referendum e poi ha anche detto che non ostacolerà l'azione della delegazione dei 10 perché sarebbe una contraddizione per lui farlo e che ogni azione per l'indipendenza del Veneto la considera meritoria. A questo punto per voi le vie sono due, o quella di non dare nessuna indicazione di voto oppure invece quella di scegliere uno di questi tre candidati. Insomma, nel giro di 48 ore potrebbero essere sciolte le riserve, ma non si può ovviamente dire ancora per chi. Ci sarà qualche sorpresa? Beh, allora, innanzitutto diciamo che allo stato dell'arte non siamo in grado di dare un'indicazione di voto per uno dei candidati perché il trasporto ideale manca ancora, non c'è diciamo un'approvazione che è un po' così fumosa sui vari punti che abbiamo proposto. A questo punto abbiamo chiesto ai tre candidati che hanno risposto di rendersi disponibili a firmare un protocollo vincolante per appoggiare l'azione della delegazione dei 10 volta al riconoscimento internazionale del referendum di indipendenza del Veneto. In questo senso devo dire che non possiamo anticipare nulla,
ma con ogni probabilità ci saranno delle sorprese. Ci saranno delle sorprese e stiamo, diciamo... Perché probabilmente uno dei tre la firma. Diciamo, senza anticipare il merito, possiamo dire che ci saranno delle sorprese che consideriamo positive e prevediamo di poter sciogliere la riserva probabilmente giovedì mattina prossimo. Siamo in attesa di convocare una conferenza stampa per poter dare la notizia definitiva della nostra posizione in merito alle elezioni regionali 2015. Negli ultimi giorni sono cambiate molte cose in Europa. Ci sono stati 2 voti che non riguardano direttamente movimenti indipendentisti, ma certamente cambiano il quadro appunto di importanti paesi come l'Irlanda e la Spagna. Allora, che lezioni possiamo trarre da questi esiti? Beh, possiamo trarre una lezione che c'è una voglia di cambiamento che parte proprio dalla cittadinanza, dai cittadini, che si vogliono esprimere direttamente sulle questioni più importanti che li riguardano. E questo ci conforta nel prossimo obiettivo che abbiamo lanciato, che sarà, come dire, occasione di un grande evento nel prossimo autunno, per la realizzazione di una nuova piattaforma di cittadinanza digitale che ovviamente in questo caso riguarderà il Veneto, ma che sarà poi estendibile anche altrove, per permettere ai cittadini di poter interagire, di poter applicare una sorta di democrazia diretta continuata a costo praticamente zero, per poter incidere nelle questioni pubbliche, nelle cose che li riguardano direttamente.